Anche Agrigento, come tutte le città d'Italia, avrà le guardie civiche o assistenti, ma lo scontro dentro la maggioranza di governo è appena iniziato. La proposta del ministro Boccia, affari regionali ai presidenti di regione il 29 aprile scorso non era stata ben compresa da nessuno. Adesso, invece, il bando per reclutare i 60.000 assistenti civici diventa un caso politico che divide la maggioranza e l'opposizione naturalmente rilancia. L'idea di Boccia, appoggiata dall'ANCI, è quella di utilizzare i volontari per aiutare chi non ce la fa da solo e di far rispettare il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, il divieto di assembramento, ipotesi sconosciute anche al Viminale, tanto da far trapelare dai corridoi di non essere stati informati preventivamente. Immediatamente il premier Giuseppe Conte ha deciso di convocare un vertice con Boccia e le ministre Lamorgese Interni e Catalfo Lavoro per approfondire i dettagli di questa iniziativa destinata a soddisfare la richiesta dei comuni di utilizzare per la durata dell'emergenza Covid-19 personale che gratuitamente svolga prestazioni di volontariato. Ma si precisa che i volontari non saranno incaricati di pubblico servizio e la loro attività non avrà nulla a che vedere con quella delle forze di polizia. Da parte sua, l'ANCI, per bocca del suo presidente, presente all'incontro con il governo, dichiara: chi pensa alle ronde o a giustizieri improvvisati non conosce le cose bellissime che i volontari hanno fatto in questi mesi. Noi sindaci siamo in prima linea da 3 mesi, siamo stremati dalla gestione delle emergenze e non vorremmo ora combattere le insidie della polemica politica. Non possiamo essere lasciati ancora una volta da soli, conclude De Caro, presidente dell'ANCI. A tutto questo si aggiunge che le singole regioni ed anche le amministrazioni comunali continuano a muoversi in ordine sparso, adottando provvedimenti l'uno diverso dall'altro, creando spesso confusione su confusione. Ed il 3 giugno, data di apertura delle regioni e probabilmente delle frontiere, è già alle porte, mentre lo scontro tra esecutivo, regioni ed ANCI si fa sempre più acceso.